Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Siamo di nuovo all'inizio di una settimana, dunque il nostro consueto appuntamento delle 21:30 del lunedì. Torneremo in diretta mercoledì alle 21 e sempre su questo canale YouTube alle 21:30 venerdì. Mercoledì mi stavo dimenticando di dirvi che sono ospite sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al suo canale, se non lo conoscete cercate Marietto Veneziano su YouTube e troverete proprio il suo canale. Tra l'altro nel suo canale, così come nel mio, condividiamo molti contenuti anche di esoterismo, di radionica, radiestesia. Non ci limitiamo alle dirette sulle Sibille, però sicuramente per gli amanti delle scienze occulte, dell'esoterismo e di queste materie comunque di crescita spirituale troverete senza dubbio, anzi questi amanti di queste materie troveranno senza dubbio molte opportunità, molte occasioni di riflessione e forse anche qualche spunto di studio. Bene, vi ricordo tra l'altro che sia il Marietto Veneziano che la sottoscritta siamo presenti su Facebook. In particolare sono due i gruppi di cui ci occupiamo in prima persona, i casti sacerdotali e radiestesia, radionica, tarologia ed ermetismo. Dunque cercateci anche all'interno di questi gruppi, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi in questi gruppi Facebook, ma inoltre da anni abbiamo un sito che si chiama www.ilcapitano.altervista.org che è sicuramente per quanto riguarda la diffusione gratuita della radionica, il primo sito di radionica, almeno in Italia. Dunque, se non conoscete il sito, andate, vi ripeto l'indirizzo www.ilcapitano.altervista.org e andate a curiosare nelle varie sezioni del sito perché troverete molti strumenti, molte dispense da scaricare gratuitamente dove vengono raccolte più circuiti, più quadranti radiestesici e radionici, dunque per gli amanti dell'uso del pendolino anche i quadranti di valutazione che servono per ottenere risposte, valutazioni anche in generale su condizioni dell'ambiente, dello stato psicofisico, ma anche altre, adesso non me ne vengono in mente, ma ce ne sono molte, andate a cercare perché veramente è un sito molto ricco di strumenti gratuiti. E potete trovare anche sempre nel sito la sezione shop dove troverete i nostri servizi a pagamento. Infatti la sottoscritta, cioè Ilde e il Marietto, sono disponibili anche per consulti privati a pagamento. Un consulto ha la durata di 45 minuti e il costo di 20 euro. Dunque se vi interessa un consulto in privato contattatemi o contattate il Marietto. Bene, detto questo, passerei ai saluti perché vedo che ci sono un po' di persone collegate, dunque buonasera Cristina, buonasera Valentina, buonasera Luciana, buonasera Tatiana, buonasera Barbara, buonasera Cosetta, buonasera Stella, buonasera Tiziana, buonasera Nancy, buonasera Chiara, buonasera Pierluca, buonasera Marietto, buonasera Nella, buonasera Anna, buonasera Tatiana, buonasera Luciana, mi sembra di averla salutata, sì. Buonasera Carmela, buonasera Santina, buonasera Eva, buonasera Federica, buonasera Lia, buonasera Angela, buonasera Antonio, buonasera Silvia. Bene, vedo che ci sono insomma un po' di amici e direi di cominciare subito con le risposte, anche perché abbiamo mezz'ora di tempo. Nella mezz'ora risponderò in ordine di arrivo alle domande. Mi raccomando, faccio le solite raccomandazioni, ma anche perché possono sempre aggiungersi persone nuove che non sanno quello che mi serve per potervi rispondere. Ho necessità che scriviate il vostro nome e la vostra data di nascita, scrivete anche una domanda, ovviamente formulata in modo chiaro, e scrivete, se per caso
la domanda riguarda un'altra persona, anche il nome e la data di nascita di questa persona. Bene. Cominciamo da Valentina. Buonasera Valentina, 14 aprile 86, andrà bene il mio tirocinio. Vediamo un po' cosa dicono le sibille per Valentina. Tra l'altro fra 2 giorni Valentina è il tuo compleanno, allora non so se sei scaramantica, magari non vuoi gli auguri in anticipo, ma fai conto che io te li abbia fatti per il giorno del tuo compleanno. Allora, vediamo come va il tirocinio di Valentina. Grazie Sibille, ricordiamo sempre di accendere una candelina a protezione, eccoci qua. Bene. Allora, al taglio abbiamo vedovo e amica. Beh, è un taglio un po' così, c'è qualche rimpianto. O forse è un periodo in cui hai bisogno di parlare un po' con qualcuno, o forse il contrario, qualcuno magari ha bisogno del tuo sostegno. Vediamo comunque, non so in che misura c'entri col tuo tirocinio, ma allora, Valentina, abbiamo una prima linea dove, non so se si vede bene, direi di sì. Allora, in questa linea vediamo che, non so, forse è stato un periodo in cui sei stata un po' combattuta fra le incombenze familiari e le tue ambizioni personali, dunque un pochettino di confusione, oppure confusione non tanto perché sei stata combattuta con la tua volontà, ma anche per come organizzare delle cose, oppure qualcosa si è mosso in modo critico nei tuoi confronti, qualcosa o magari qualcuno. Oppure questa confusione è legata a una proposta che ti è stata rivolta. Ad ogni modo è possibile che magari questa confusione fosse legata appunto alla possibilità di dover scegliere fra più opzioni per il tirocinio. In ogni caso è fortunato e positivo quello che alla fine credo tu sia andata a scegliere. Vedi, sono 3 belle carte. Allora qua parla di un inizio, vedi un inizio proprio, guarda qua, la posizione di praticantato. Adesso non so se questo colloquio, questa cosa, questo tirocinio è propedeutico ad un esame, però sembra proprio che si tratti comunque di un lavoro legato a qualche, vedi, a qualche studio, qualche cosa, adesso non so di cosa si tratti, però è possibile che questo tirocinio comunque presenti delle difficoltà, potrebbero essere difficoltà di natura economica, perché queste 2 carte abbinate insieme spesso parlano di magari cambiamenti anche imprevisti, però stiamo a vedere perché io non so se per fare questo tirocinio devi viaggiare. Se non dovessi viaggiare è possibile che tu valuterai di cambiare posto, forse proprio a seguito di qualche brutta sorpresa riguardante le questioni economiche. Comunque questo cambiamento ti chiederà di rivalutare un po' tutto, vedi questo viaggio, questo o trasferimento o può essere un viaggio fisico, un trasferimento presso un altro studio, altra sede, oppure un cambiamento di posizione che tu farai perché è un cambiamento attivo. Dunque, attenta valutazione e pianificazione. È possibile che qualcuno ascolterà le tue conversazioni oppure qualcuno che ti ostacolerà anche se sembrerà essere molto disponibile. Dunque attenta perché se eventualmente questo vuol dire che
a differenza di quello che abbiamo visto, potrebbe anche voler dire che il cambiamento avverrà all'interno del luogo dove svolgi il tirocinio e dunque in questo caso può parlare di qualche inimicizia, dunque non ti sbottonare più del dovuto perché magari qualcuno ascolta e aspetta di poter utilizzare quello che ascolta. Fai attenzione, non sono comunque carte del tutto negative, però da non sottovalutare alcuni aspetti, ok? Dunque fai un pochino di attenzione. Ad ogni modo, sembra che poi, al di là del tirocinio, ti venga chiesto di restare più a lungo, magari in una forma diversa, però il tempo, diciamo, breve e incerto dedicato al tirocinio può trasformarsi in qualcosa di più stabile. Comunque è possibile che tu trovi all'interno di questo luogo, di questo posto, veramente tu possa fare l'incontro con una persona che ti resterà amica anche a lungo dopo. Bene, andiamo avanti. La prossima domanda è di Barbara. Barbara, tra l'altro vi ricordo che per questioni di privacy, dopo che ho risposto alla vostra domanda o comunque alla fine della diretta, è consigliabile, io ve lo consiglio, cancellare la domanda che avevate posto, così da non lasciare traccia. Lasciatela finché io non concludo la diretta perché è possibile che io riesca a rispondervi, ma qualora non dovessi riuscire, allora certo, poi fate cosa volete, se avete un nickname e nessuno vi può identificare, lasciatela pure, ma altrimenti magari la rimuovete. Bene, allora, vediamo un po' la domanda di Barbara. Chiede se riuscirà a ottenere il mutuo per la casa. Barbara è nata il 4 dicembre dell'82. Allora, Barbara, vediamo un po'. Allora, Barbara, vediamo il taglio. Allora, il taglio è foriero di novità e di cose interessanti, perché sembra appunto che tu possa ricevere questo aiuto che cerchi, però questo è solo il taglio, dunque, visto che facciamo poi una stesa completa, andiamo a vedere i significati della stesa. Vi ricordo che quella che mostro durante la diretta è la stesura, ovviamente solo una, durante la diretta una ciascuno, ma durante il consulto privato eseguo questo tipo di letture su più domande, a cui abbino poi anche l'astrologia antica e la radiestesia, così che abbiate sempre un quadro molto completo della vostra situazione, di ciò che vi sta a cuore. Ma torniamo a Barbara e alla sua domanda. Allora, io devo dire che è possibile che in passato, non so se sei già, se sei solo al primo tentativo di mutuo, perché qua mi sembra che ci siano già state delle problematiche in passato. Forse il progetto che hai o quello che devi fare è tanto. Non so che cosa devi acquistare con questo mutuo, però è possibile che, vedi, i tuoi sogni siano già stati un po' frenati o abbiano trovato degli ostacoli già nel passato, il che potrebbe indicare che hai già fatto qualche richiesta o almeno approntato una richiesta che però, vedi, sembra non essere stata o accolta bene o comunque deve aver avuto qualche problematica. Forse è il sogno, l'ambizione, il progetto che hai che effettivamente ha trovato qualche difficoltà. Dunque ci sono ancora degli aspetti in questo momento che generano frustrazione, aspetti che probabilmente non sono chiari. Considera che
non so se hai bisogno del sostegno di qualcuno, perché vedi che compare la donna maritata e l'amica, dunque o è un mutuo che devi chiedere perché stai portando avanti un progetto con un'altra persona. Comunque, diciamo che nonostante ci siano ancora appunto delle difficoltà e forse la possibilità che tu abbia già perso, magari chiedendo delle valutazioni prima, abbia già perso qualche piccola somma di denaro. Comunque ci sono delle possibilità, ma mi raccomando, attenta alle false promesse, perché è possibile che la situazione non sia del tutto realizzabile nell'immediato, vale a dire che le possibilità ci sono, ma potrebbe anche essere che siano non del tutto corrette, o che le promesse che potrebbe farvi chi sottoscrive il mutuo poi non siano del tutto attendibili, o magari prospettano un tipo di mutuo o la possibilità magari di una cifra e poi la dovrete rivedere. Dunque attenzione a questi piccoli dettagli, perché potrebbe nascondersi qualche situazione insidiosa. Comunque, per quanto riguarda il prossimo periodo, questa linea sembra indicare la necessità comunque di fare un po' il punto della situazione, anche perché qualcosa probabilmente ti preoccuperà un po', magari alcune insidie, alcune difficoltà che non pensavi di trovare nella richiesta del mutuo potrebbero scoraggiarti un po'. Però guarda, sembra che possa giungere una soluzione, e io devo dire che secondo me, a parte il fatto che incontrerai una persona magari non tanto affidabile, però sembra poi esserci la realizzazione. In effetti anche l'esito indica buone prospettive, forse legate proprio a qualcosa sul lavoro, c'è qualche condizione che è possibile tu possa rimaneggiare in qualche modo, rimaneggiando alcune circostanze che ti permettono di aumentare, diciamo così, le tue possibilità. Dovresti, ecco, valutare magari in questo senso, perché l'ambito lavorativo oppure la contrattazione sembra possibile grazie al sostegno, all'aiuto di una persona a te vicina, cara, che potrebbe essere un padre, potrebbe essere un fratello o una persona, un fidanzato, qualcuno, un grande amico, potrebbe essere qualcuno che magari offre delle garanzie per te. Comunque sì, alla fine te lo danno, ma c'è da aspettare un po', ed forse non è solo un tentativo quello che dovrai fare. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po' se saluto anche altre persone che si sono collegate, perché vedo che si sono aggiunte altre persone. Giovanni, buonasera Daniela, buonasera Elisa, buonasera Milla, buonasera Maurizio, Maurizio Antonio, buonasera Doriana, Elisa, Marina, grazie. E poi buonasera Silvia, un'altra Silvia, buonasera Deborah. Cinzia, bene, bene. Allora, torniamo alla domanda successiva, cioè l'ultima che ho risposto a Barbara, la prossima è Stella. Vediamo un po' cosa chiede. Camilla, 27 ottobre del 55, avrà conferma della pensione di invalidità, revisione. Stella, io ti ho già risposto a questa domanda, devi o cambi domanda o lasciamo spazio ad altre persone, perché hanno tutti necessità e diritto. Dunque io ho già risposto, me lo ricordo bene, non mi ricordo cosa ti ho risposto, ma devi cercare nella diretta in cui avevi posto la domanda. Certo che se poi mi fate la domanda e non ascoltate la risposta, io come faccio? Allora, vediamo un po', passo a Nancy.
che vuole sapere se Antonio la sblocca. 19 marzo dell'80, vediamo un po'. Vediamo Nancy, se Antonio ti sblocca. Allora, beh, è un po' insidioso, perché il gatto è per opportunismo, dunque magari si creerà una circostanza perché lui si riavvicini, però vediamo un po'. Allora, mi viene di dire che è pieno di persone questa stesa, dunque cerchiamo di capire. Diciamo che lui, Antonio c'entra, ma ci sono anche altre situazioni qui che vedo. Guarda, questo è il blocco. Questo è il blocco. È un blocco anche nel corteggiamento, dunque, e ci sono delle discussioni qua, delle incomprensioni e forse il sospetto o magari l'aspettativa che tu, non so se è lui che teme che sia tu a intrallazzarti con altre persone o è lui che ti ha bloccato per potersi occupare di altre circostanze. In ogni caso qua ci sono, sembra, parecchi flirt o riportati o fatti veramente o sospettati, comunque c'è qualcosa che non è visto nel modo corretto, nella prospettiva corretta, questo nel passato. Al presente abbiamo, vedi, una forma di rassegnazione, ma anche una freddezza, una specie, cioè una separazione rassegnata, dunque c'è un qualcosa che effettivamente lo tiene sulle sue, lo tiene distaccato. Ora, Nancy, io non so se Antonio abbia già una persona, se lui sia sposato, se lui abbia una convivente, ma qui al presente sembra proprio che ci sia una persona. Però fedeltà, imeneo, amatrice. Comunque c'è qualcos'altro, vedi? Sicuramente ci sono degli sviluppi tra voi, dunque c'è ancora qualcosa, però vedi, è sempre, devi fare attenzione. E poi comunque io vedo comparire un'altra figura per te, la vedo comparire anche nell'esito. Dunque sì, lui, è vero che lui ti dà la soddisfazione di tornare, però guarda che non è tanto affidabile. Io per carità, secondo me ti sblocca, però non è tanto affidabile. Dunque faresti bene a puntare su un altro soggetto, perché io vedo che si presenterà un'altra opportunità per te. Allora, andiamo avanti. Abbiamo Nella. Voleva sapere cosa ha intenzione di fare Raffaele verso di me. Raffaele del 26 settembre del 70, Nella è 15 febbraio del 74. Vediamo un po' le intenzioni di Raffaele nei confronti di Nella. Amica vecchia signora, ma che rapporto avete voi due? Perché sembra che siate già stati insieme, oppure vuole un'amicizia solida. Ma vediamo la stesa. Ma altro che, quale esito? L'esito dice delle cose molto interessanti. Allora, cominciamo. Dunque, beh,
qui sembra che, a meno che Raffaele non indossi una divisa per mestiere, è possibile che qui si parli di un rapporto che è nato, si è sviluppato nel segreto, dunque magari un'attrazione fisica che non poteva essere rivelata, oppure motivo come dire, di una forza, di uno sforzo, oppure vedi gli scambi tenuti nascosti, comunque segretamente questa cosa è cresciuta portando probabilmente a... la domanda è cosa vuole? Beh, io qua vedo che c'è già una donna e lui penso che vorrebbe incontrarti e guarda che questo è l'incontro intimo, è l'incontro fisico, passionale, dunque intanto c'è questo. Poi però è possibile che andrebbe a chiudere la situazione, capisci? E questo ti procurerebbe del dispiacere. Eh, Poi probabilmente la girerebbe in un'altra maniera, magari vorrebbe poi qualcosa di più solido, più concreto, ma non nell'immediato, perché comunque c'è qualcosa da sistemare. O lui si deve occupare di, di una persona anziana, oppure qui arriva la notizia di una fine, della fine di qualcosa. Comunque è una situazione che parte nel segreto. E il motivo del segreto è la presenza di questa persona. Dunque, io non so cos'è che, in quale situazione sia Salvatore, però qua vedo una donna, vedo che è già impegnato in qualche modo, però guarda che le intenzioni lui ce le ha una grande passione nei tuoi confronti, una grande attrazione, e è qua che mi sorprende, perché sembra proprio che la cosa avrà un seguito anche piuttosto importante. Dunque, da un'attrazione che nasce distaccata a che può diventare un coinvolgimento molto più grande. Ci può essere un crescendo in questa situazione. Dunque, sai, per gradi, magari lui pensava soltanto a una storia fisica e poi invece si trova che gli cambia tutto e lui neanche se n'era accorto, che si trova poi infilato in una situazione più coinvolgente di quella che era disposto a creare all'inizio. Vediamo un po' la prossima domanda. Allora, dunque, Tatiana voleva sapere se la coppia che ha visitato oggi il suo appartamento lo acquisterà. 5 settembre dell'80. Vediamo un po'. Beh, è interessante che alla domanda sull'acquisto di una casa nel taglio compaia proprio la casa, dunque sembra un sincero interesse. Vediamo cosa dicono le sibille. Allora, beh, per quanto riguarda la casa, sembra che adesso non so se riguardi questa coppia che l'ha visitata oggi, potrebbe essere che è già tanto che speravano di poter comprare una casa, come può anche essere che i ritardi che vedo qua sono legati invece alla vendita della tua casa. Questa linea parte non chiarissima, però si parla di uno sblocco dopo tanta attesa,
qualcosa che finalmente ti dà la possibilità anche di occuparti di questioni tue, di progetti tuoi legati alla tua famiglia, e dunque alla gestione delle tue cose, che comunque ancora nel passato portano o hanno portato delle problematiche. Oppure può anche voler dire che comunque il progetto di vendita di questa casa sembrava o ha avuto delle difficoltà, ma superabili. Allora, guarda, effettivamente al presente sembra proprio che siano interessati all'acquisto, ma che qualcosa impedirà, ma in modo imminente. Dunque, subito ti direi di no, ma ti devo dire che probabilmente lei, per valutazioni sue, cambierà la sua prospettiva. Dunque è questione di tempo. Probabilmente a loro non dispiace la casa, ma per qualche ragione sembra che l'accordo non sia fattibile, ma e che questo per un po' si bloccherà, però c'è un cambiamento qui che va al positivo, capisci? Il cambiamento sembra che a farlo sia poi lei della coppia, e ecco che riceverai una notizia da lui, vedi che ti scriverà con una proposta. Dunque devo dire che è possibile che il problema del loro rifiutarsi, non che te lo dicano, probabilmente neanche te lo diranno, che per loro in questo momento non è possibile, ma hanno bisogno di aiuto economico per poterla comprare, vedi? E effettivamente lo ricevono questo aiuto, ed è per questo che poi è positivo per te e sembra positiva la risposta per te, vedi che ci sarà motivo di festeggiare. Dunque ci sono buone opportunità che lo compri, che questa coppia compri questa casa. Però non sono adesso, perché adesso per loro è un no, probabilmente, nonostante la casa gli piaccia, l'interesse c'è, però probabilmente non possono. Ma guarda qui, riceveranno l'aiuto economico e tu riceverai comunicazione da lui, ma sappi che è lei ad aver deciso a cambiare idea per prima. Ok. Benissimo, io per questa sera vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti della partecipazione, vi ricordo che proprio perché rispondo in ordine di arrivo e il tempo a disposizione è una mezz'ora, di arrivare presto, perché appunto sono i primi ad essere favoriti, essendo l'ordine cronologico quello che seguo. Dunque mi raccomando, mercoledì arrivate puntuali alle 21. Venerdì arrivate puntuali alle 21:30 e poi mi raccomando seguite, perché se io vi do la risposta poi non voglio trovarmi la stessa domanda nelle dirette successive, perché vorrebbe dire che mi avete messo lì la domanda e poi vi siete fatti i fatti vostri. Invece a me serve che mi guardate. Vabbè, scherzi a parte, vi ringrazio per la partecipazione, vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento e appunto vi ricordo l'appuntamento di mercoledì alle 21. Grazie e buona serata a tutti, a presto.